Ostrega in tour a Xi'an, due ospiti speciali sono andati a trovare proprio nella città cinese la comitiva di Riese Pio X. Vediamo di chi si tratta nel servizio del nostro Dimitri Feltrin. La spedizione di Ostrega in tour sulle orme di Marco Polo lungo la via della Seta è giunta a destinazione. In serata, infatti, l'Ostrega Bus, dopo aver percorso più di 13.000 km e attraversato 11 paesi, è approdato alla sua ultima meta, Pechino, dove nei prossimi giorni si svolgerà l'evento conclusivo dei 5 previsti nei paesi attraversati dalla vetrina itinerante del Veneto. In particolare lunedì pomeriggio a Xi'an si è svolto il più atteso degli incontri in programma. Nel capoluogo della regione dello Shaanxi, gemellata da ormai 21 anni con la provincia di Treviso, infatti, gli arditi di Ostrega sono stati raggiunti dal vicepresidente della provincia Floriano Zambon e dal presidente del consiglio provinciale Fulvio Pettenà, che sono stati ricevuti dal vicepresidente dello Shaanxi Li Xiaodong. L'incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione e si è concluso con una cena di gala offerta dalla regione cinese ai rappresentanti della provincia di Treviso e ai 32 membri dell'associazione culturale Ostrega. Ma sentiamo le impressioni raccolte al termine dell'incontro. Questo è l'approccio giusto. I gemellaggi hanno un senso se portano a approfondire le tematiche legate a ciò che ci unisce rispetto a ciò che ci divide. E finalmente oggi, grazie a voi e grazie a questo gruppo di arditi, siete partiti convinti di poter fare del bene a voi sicuramente, ma anche al vostro territorio che rappresentate. I fatti li stanno a dimostrare, l'accoglienza che avete ricevuto vi dà onore, vi dà merito, quindi ben vengano queste iniziative e auspico che magari un prossimo progetto abbia ancora orizzonti più ampi. Bene, con questo